Un grant mandi ad uc e un grande saluto a tutti, mandi ad uc. Eccoci qua nuovamente, seppur a distanza di poco tempo dall'ultimo video, perché ci sono sempre alcune novità importanti delle quali ritengo opportuno informarvi, ecco. Anche perché, la vulgata giornalistica che leggiamo sui giornali, spesso e volentieri tende a semplificare eccessivamente la realtà. Ehm, per cui, ritengo doveroso fare il punto della situazione anche sull'attuale stato della giurisprudenza costituzionale relativa all'autonomia differenziata, delle regioni a statuto ordinario per darvi un quadro un po' più completo, ecco, rispetto, a quello forse eccessivamente semplificato che, è girato nella vulgata giornalistica. Perché anche in Friuli, regione a statuto speciale che peraltro, ehm, non è interessata da queste proposte di riforma che riguardano solo le regioni a statuto ordinario, come la stessa Corte Costituzionale ha precisato nella sentenza 192 del 2024. Anche in Friuli, sulla stampa, insomma, continua a girare una vulgata, direi infondata, secondo la quale vi sarebbe un interesse anche friulano, diciamo, a come dire, insomma, all'esito della, insomma, della grande impresa autonomistica che i nostri grandi e potenti vicini veneti stanno portando avanti in questo periodo, in questi anni. Così non è, così non è. Ma questo non lo dico io, lo dice anche l'ultima sentenza della Corte Costituzionale che è stata depositata in questi ultimi giorni in forma completa, estesa anche alle sue motivazioni, sull'esito del giudizio di ammissibilità referendaria che ha visto bloccato l'iter referendario del quesito abrogativo totale contro l'attuazione legislativa con la legge 86 del 2024 di questa autonomia differenziata per le regioni a statuto ordinario prevista dal terzo ultimo comma dell'articolo 116 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale 3 del 2001. È un quesito referendario totalmente abrogativo proposto sia da 5 consigli regionali sia da 500.000 elettori, che aveva raccolto anche un discreto sostegno nell'opinione pubblica. Per ragioni di carattere procedurale e tecnico, anche se la Corte di Cassazione aveva cercato di adeguare il quesito, insomma, tenendo in considerazione quelle che erano state le modifiche dell'oggetto normativo di tale quesito referendario, abrogativo, totale, insomma, per effetto della sentenza costituzionale già citata 192 del 2024, ecco, anche se l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione con un'ordinanza, diciamo, possibilista, aveva comunque
fatto procedere l'iter referendario e aveva interessato la Corte Costituzionale, diciamo, sul vaglio di ammissibilità costituzionale del quesito previsto dalla legge costituzionale 1 del 53, ebbene la Corte Costituzionale ha ritenuto, in considerazione del peso degli effetti caducatori con le pronunce di annullamento, manipolativi con le pronunce insomma manipolative, no? O comunque interpretativi con insomma le varie pronunce diciamo interpretative e di rigetto che indicavano una nuova interpretazione costituzionalmente conforme. Tutte queste pronunce recate dalla famosa sentenza 192 del 2024, ecco, la Corte Costituzionale, alla luce insomma del pesantissimo impatto che questa sentenza ha avuto insomma sull'impianto di questa legislazione ordinaria, ha ritenuto di non riconoscere un presupposto di continuità normativa e ha quindi ritenuto di bloccare l'iter referendario e dichiarare inammissibile un quesito che avrebbe finito, secondo le valutazioni della Corte Costituzionale, per innestarsi su un oggetto non più chiaro, non più univoco, insomma di difficile lettura, ecco, di difficile interpretazione per l'elettore medio, ed è proprio all'elettore medio insomma che la Corte Costituzionale insomma riferisce insomma le sue principali valutazioni che voglio dire bloccano l'iter referendario per ragioni non tanto sostanziali ma anzitutto procedurali, quindi tecniche più che relative al merito della questione. Ecco, c'è sicuramente un inciso finale favorevole all'attuale costituzionalizzazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, che quindi insomma è di difficile abrogazione totale, no? Anche se espressamente la Corte Costituzionale esclude che l'oggetto di questo quesito referendario, la legge 86 del 2024, fosse una legge costituzionalmente necessaria, tant'è che questa attuazione legislativa dell'ultimo comma dell'articolo 116 della Costituzione è stata ritenuta solamente opportuna, ma non certo dovuta. Ecco. Non era un'impossibilità abrogativa referendaria generale assoluta quella che è stata sanzionata, ma semplicemente una impossibilità esclusivamente in concreto allo stato attuale della normativa, che non dipende più dalla produzione legislativa, non dipende più esclusivamente dalla produzione legislativa, cioè dalla legge formale 86 del 2024, ma dall'innesto che su tale disciplina legislativa statale ordinaria generale, insomma, è dovuto agli effetti innumerevoli e pesanti della sentenza costituzionale 192 del 2024, che abbiamo già commentato in passato.
Per cui, insomma, facciamo riferimento anche ai video che trovate su questo canale, i video che abbiamo già pubblicato tempo fa. L'invito è comunque a leggere tutte le sentenze per esteso e anche quest'ultima sentenza numero 10 del 2025 che insomma fa comunque riferimento alla giurisprudenza della fine dell'anno scorso e conferma ulteriormente, quasi ce ne fosse bisogno, la grande importanza della sentenza principale sul cosiddetto regionalismo differenziato delle autonomie ordinarie, che è senza dubbio la sentenza scorsa, cioè non questa, ma la 192 del 2024. Ecco, anche la 10 del 2025 comunque ve la indico in descrizione qui sotto, ve la linko anche per consentirvi un approfondimento, no? Che vi consenta agevolmente con i vostri occhi di leggere finalmente le motivazioni complete di questa pronuncia, perché i toni trionfalistici che ho trovato sulla stampa locale, come al solito, sono totalmente fuori luogo. Sono totalmente fuori luogo. La Corte Costituzionale ha messo in chiara evidenza ancora una volta come la legislazione attuativa insomma, dell'autonomia differenziata delle regioni a struttura ordinaria è stata pesantemente incisa. È stata pesantemente incisa e attualmente sarà necessario un nuovo passaggio parlamentare per un iter che insomma è stato se non azzoppato insomma limitato grandemente e comunque sicuramente rallentato, per cui anche leggendo quest'ultima sentenza si intuisce come alla fine se mai si arriverà a regime la montagna partorirà un topolino in realtà, per cui anche le aspettative che da questo iter sono state coltivate insomma sono e diffuse anche sui mezzi di comunicazione di massa sono forse esagerate, ecco, forse esagerate perché sicuramente la tendenza è insomma molto prudente, soprattutto a livello centrale. Questo è il quadro generale completo della situazione, della giurisprudenza più attuale e più aggiornata su questa questione che sta continuando a far discutere, perché, ripeto, le sentenze bisogna leggerle tutte, bisogna leggerle con attenzione, bisogna leggerle con equilibrio. Obiettivamente, venendo al Friuli e a quanto maggiormente ci interessa, da Roma, dalla Corte Costituzionale, nonostante purtroppo la giunta Fedriga continui a pensarla diversamente, arrivano inviti sempre più chiari a non fare riferimento a contesti anzitutto normativi, ma anche, geografici, storici, linguistici, culturali, completamente diversi dal nostro. Per cui è anzitutto infondata giuridicamente la tesi secondo la quale da un'entrata a regime insomma, di questa riforma, ad esempio in Veneto, potrebbero derivare anche in Friuli insomma, delle novità positive per un incremento della nostra sfera di autonomia speciale. Questa tesi è totalmente infondata e va assolutamente superata. Ecco,
ma ripeto, non lo dico io, lo dice la sentenza 192 del 2024 della Corte Costituzionale, che è stata ulteriormente ribadita nei suoi principi generali, insomma, e in tutte le pronunce, insomma, di annullamento anche molto pesanti che insomma, ha comportato anche da quest'ultima pronuncia la sentenza 10 del 2025. Per cui l'invito sottinteso a queste ripetute pronunce della Corte Costituzionale sul regionalismo italiano ordinario, l'invito per le regioni a statuto speciale è a pensare, a ripensare alla loro autonomia speciale separatamente rispetto anche ai nostri grandi potenti vicini veneti, perché ogni singolo ordinamento regionale speciale ha un suo fondamento, un suo ordinamento separato, ha, come dire, proprie prerogative e dovrebbe coltivare delle aspettative di riforma che siano, come dire, totalmente sganciate da un iter che non ci riguarda, non so più come spiegarlo, perché purtroppo vedo ancora, continua, anche a livello di stampa, una informazione fallace, una informazione totalmente infondata dal punto di vista giuridico. Per cui mi sento anche in dovere di fare chiarezza sul fatto che l'ultima bocciatura sul quesito abrogativo totale di ispirazione centralista, chiamiamolo così, non ha affatto significato una conversione autonomistica, ecco, insomma, dei poteri centrali a livello statale. Per cui, insomma, anche l'esultanza che ho visto, insomma, da parte della Giunta Fedriga, insomma, la trovo totalmente fuori luogo. Ecco. Questa ultima sentenza di inizio 2025 è una sentenza che conferma l'importanza assoluta della penultima sentenza di fine 2024, la quale è una sentenza che va a ridimensionare grandemente molte velleità dei nostri grandi potenti vicini veneti e va, per quanto ci interessa, a sancire in maniera chiara la separazione del nostro ordinamento speciale. Ecco, la separazione del nostro ordinamento speciale rispetto alla nostra grande e potente regione ordinaria con termine. Per cui che la Giunta Fedriga, e questo è l'appello che mi preme maggiormente, che la Giunta Fedriga pensi alla difesa e magari anche allo sviluppo di questa nostra autonomia regionale speciale, totalmente diversa e a sé stante, come dire, riscoprendo quanto di più autentico e autoctono possiamo vantare da noi in Friuli, ecco. Pensavo ad esempio al plurilinguismo regionale, ma adesso non ripeto discorsi già fatti, li trovate sempre su questo canale, anche sugli scorsi video che riguardano insomma queste questioni e più in generale la nostra
attuale situazione geopolitica, per certi versi molto preoccupante. Vi ringrazio per l'attenzione e passaparola. Un grande saluto a tutti, mandi mandi a tutti.